L'organo, das nostras iglesias, ha sempre avuto un posto importante e la storia non spanta di tanti migranti, in particolare cramars, che hanno messo ogni la moneta che coventava per poter dare in dote a proprie iglesie che sto in presto per accompagnare il chianda in. Un bel libro, mettuto ad un da Onorio Barbina e Gino Paroni, al conte per file per segno l'arte organaria da nostra regione, l'antentia fa una sorta di censimento dagli organars, vengono essi gli artigians che facevano gli organos, a partire dal XIV secolo fin tramai ai nostri temps. Entie te paesi chiarni avevano di questi artigians, dal XIV secolo un predi da Chiarnie, che non sapeva il nome, aveva questa passione. Dal XVI secolo, Daniel Radivus di Paluce, dal XVIII secolo, Angelo Morassi di Ciurciuin, Edoardo De Corte di Davasta di Davar e Don Osvaldo Sellenati di Sudri. Ma voi ne scrivete un riguardo a un organar dei nostri steams che pur essente di chiamin altamente alla vodmuta di metiman e restaurare e comedà tanti organos das nostras iglesias da Chiarnie e dal Friuli. Istintiacarante di Franz Zanin che l'è venuto a mangiare dal mese di agosto dal 2012. Franz Zanin, dal Ciocche, dai Zanin, che da ben 6 generazioni, dal 1827, a fare organos. Pensai che aveva 20 anni, quando il pari lo ha mandato a Mancul che a Catanzaro a montare il soprinstrumento. Dinche volte la sua attività non ha avuto poste. Una famiglia nominata in tutto il mondo, per passione, per creatività, per gli strecce talmente ad un impresti di altissime qualità, un evore curazzo e di valore. Col cugino Gustavo, che ha portato in davanti la tradizione di famiglia Codroi, Franz ha dato in davanti paltroi inviate dal nonno Beniamin, che aveva ereditato l'attività dal trisnono Valentino. Tanti sono gli organos che porta la sua firma, riguardando qualchidun che il di Villa Puccini a Pistoia, che il dal conservatore di Vignesi, giudicato dagli esperti, tanto che il miglior organo di conservatori del mondo, o i moche di Pasian di Prat a 4 tastieras, o anche i due di Salzburg, che il tal domo è in Santa Peter. Del cimento che aveva diretti dall'organo, aveva pazzore i cani, pazzore il mantice, sotto, e sono cose che hanno fatto l'iniezione per davanti, si è infiltrato dentro, no? E non è poco. Come chi vi detto, Franz Zanin ha messo man con pazienza e competenze e a tanti organi vecchi, tornando a dare la voce e il suono originale. Las immagini che vi sono proprio in Chiarnie, da play di San Giorgio di Comeglians, dove che tant che Franz stava comandando l'organo,
Valli Agostinis e Bruno Romanin hanno registrato una biele tabaiada. Allora, siamo qui per l'Iglesia di San Giorgio con il signor Franz Zanini, che è l'erede di una vecchia fabbrica di organos. Ecco, noi voleremo sapere un po' qualche informazione sulla sua famiglia, sulla fabbrica di organos, c'è molto che è andato in davanti al team. Beh, hanno cominciato il nonno di mio nonno, il primo organo che l'ha fatto nel 1827 e lei a Ciconicco, che è il primo organo che ha fatto. Lui si chiamava Valentino, dopo le subentrò mio nonno Beniamino e a mio nonno Beniamino è subentrato mio padre Giuseppe, io Franz, figlio di Giuseppe e come mia figlia Andrea che continua. Ecco, noi sappiamo che la vostra fabbrica ha una fama mondiale perché questi organi mi pare che sono là per tutto il mondo. Andiamo un po' perduti, venuto delle grandi soddisfazioni, come che dal Conservatorio di Vignesi, che dagli esperti è stato giudicato come il miglior organo dal mondo di conservatori, che è stata una grande soddisfazione. E come altre grandi soddisfazioni stiamo costruendo che il Conservatorio di Roma e Santa Cecilia, che è un conservatorio di lavoro importante. Quindi per noi è un onore un organo di questo tipo. No, questo è un bel strumento, però è stato sottoposto all'intemperis, perché chi a volte sa l'entre freddo, all'entre caldo, quando sono barconzieri, se lo discussi, l'intemperis sono buoni, secco per l'organo. Quindi ho avuto gli denti quando era qualche problema? Sì, è stato fatto delle infiltrazioni di cemento, quelle che hanno restaurato non sai quanti, il muro, all'entrata nel lavoro di cemento che era addirittura drenti italicani, salere sul mantice, era sotto al mantice, sul somiere e che è stata una rovina un po'. E dopo vinciata che i cani di fassade erano lavori ruinati, quasi massacrati, dopo erano dei cani di lì che erano stati gelati, sparchi su problemi e cose che hanno fatto queste lesioni di cemento. È stato un po' manomettuto, ecco, da quel lato lì. E dopo probabilmente non sai qual motivo che è l'ambiente, chi ha le nevore tarlate, specialmente il cassone. Allora la parte interna noi viene da antitarlo e viene eliminato, ma come cassone ha bisogno di restauro naturalmente, no? Che non lo facciamo perché non l'ho mai fatto. A parte cassone. Torniamo un momento in lavoro. Quanto è datato questo organo? Quindi è stato fatto da suo nonno? Sì. No, lo sì, 1897 è stato fatto. Comunque la grandezza dei strumenti non sta dal numero dei cani o dal numero dei tastieri, ma dalla qualità, perché sono organi che hanno 5, 6 tastieri, 7 tastieri senza uno. Ma noi non ha la stessa voce, la buona voce, sì, la bontà del strumento è dalla qualità. È un piccolo organo di Nachini che noi abbiamo restaurato, che è a Vignesi, una scuola grande di San Rocco, hanno solo tastiere, ma è un gioiello. E lei un in America che ha 5 tastieri, che è un organo con 32.000 cani, in mens, però insomma non è la stessa. No, è la qualità che conta, come tutti i robi d'altra parte. Sì. Non sai, dopo che funzionamenti io che sì, prima avere il dome manuale che si deve di pompare a mano, come altri si viene applicato in un ventilatore che può servire sia la ventilazione elettrica oppure manualmente come una volta se dovesse mangiare la corrente. Adesso qualche differenza o no? Come... No. Mi compagni. Quindi meccanica, le state sostituite? Sì. No, l'organo è tutto meccanica, e dove la ventilazione. Sì. Si può tranquillamente comprare. È difficile c'è anche capofa, ma le volte era differente. Comunque chi ha le due meccaniche, oltre che la meccanica dei tasti, c'è la registrazione, i registri sono meccanici, che a volte sa che il periodo lì sa fare una registrazione pneumatiche e meccaniche, è puramente meccanica. La differenza è che è migliore, perché se lui al tira si viene, se sbrunta si era, invece con che robi pneumatici a volte si può essere delle piccole interferenze per mancanza di pressione e poi non viene bene il registro o non si era bene, ecco, invece qui che con la temperatura, con il riscaldamento, sono purtroppo a succede che si imbarcano gli stecci che sarebbero in casa dei registri e allora a volte si induriscono, ma se le meccaniche al tira un po' di più o sbrunta un po' di più.
come che chi investe con chi eletropneumatici può incentrarsi e resta la sonorità da messo. Questo è il mio tipo qui. Quindi questo registro si servisce a cambiare la voce da... Sì, ogni voce. Dopo la nebbia delle pedaliere, che il chi vince sia il pedai, che anche epoche non arrivavi mai a che vince sia il pedai lì, no? Dopo le chromatic, che è quel periodo lì noi facevamo in chromatic, senza, è un mio strumento. E dopo la nebbia estensione della tastiera fino al sol, quindi... Okay. Queste scritte qui sono... Sono dei registros elettrici, sì, scusa, registros per l'unione dal pedale, dai tasti al pedale, dopo avviersi un po' di registros alla volta, dopo che lì è per espressione, che il VSSR per fare più o manco il fuar, e dopo il tremolo, che se lui metti il tremolo si sente tremare, per esempio, lì. Si mette il piede. Hanno un bel strumento, indubbiamente. Ecco, cannas, tante cannas hai, tante cannas si devono formare. Come bisogna fare conto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 49, 50, 56, 60, un 600 cani circa. Sì, non sono delle caisse in mostra. Sì, queste sono il principale di facciata, sono quasi tutti di metallo. Ande ce ne parti l'encas dei pedai per avere una qualità differente di sonorità. Ecco, quindi hai passato... Sì, a cambio. Fra l'en e il metallo il suono è diverso. Simili a questi organi. Sì, chi proprio te donge chi no, le assudri, un di medono, chi, e dopo fanno altri schi a Paluse, ma hanno tanti altri strumenti di autori locali. Per esempio, hanno uno vorrebbe il chi alla Pieve di Gordo, che è un costruttore locale. Le corte. Sì, dopo a lui in Mione, sono tanti bei strumenti c'è che la Ravasclet, che viene di restaurare la prossima stagione. E la Cialia sono tanti bei strumenti, però bisogna valorizzarlo, suonare, facendo dei concerti, e più di tutto, perché l'organo duri, è buon suonate. È come quando il primo movimento fa è il mio ralleno, perché sennò la salo lì si appatisse un po'. Signor Zanini, come un piacere sapere in che le consistuti il restauro di questi organi e come che le lati davanti il lavoro e come l'accordatura diciamo che venirà completata. Il restauro alla consistuti, il smontaggio completo, eccetto la cassa, i ratiulicanis, netadis, beresadis, passicamente sborgis, stagnadis, la cassiera in destagnadis, che si legna che avevano dagli spaccaduris reincoladis, dopo l'estate dall'antitarlo, tutta la parte di legno. La caeri di piels dai ventilabros e dai borsei sono stati cambiati che scari rotis, dopo sono stati smettuti dai copertini dai tasci che mangiavano, che erano piedudis, dopo la pedaliere che erano dei pedai rossi o vi sostituiti, e che pare che davanti erano tutti i tarlanis, addirittura dos tre vi dovuti cambiare, gli altri vi dati l'antitarlo e dopo da dei non fravernis. E dopo è stato applicato un ventilatore elettrico per poter avere la ventilazione elettrica e non solo manuale, restaurato il mantice perché perdeva tanto, e dopo i soliti robe che si fa di restauro. Dopo le intonazioni dai cani su una parole e dopo anche la cordatura. Come l'organo è questa, le cordate è questa, però alla bisogna naturalmente quando si farà il restauro dalla casa, anche si muove, o un po' di pollo, bisognerà o di altro, un po' di cordatura, e dopo che avranno riparato il balcone davanti, perché lì si infiltra aria fredda, umidità e a pregiudica, e quindi dopo fatto che i lavori sghignati si ritocciano, insomma, non sono grandi robe. Comunque questo tempo non è questo, ma sono
e alcune asticelle così, si dà su per calare di tono e si dà giù per crescere il tono. Queste naturalmente va fatta su si opposte, non man come che la io. Infatti io come da rimettere si opposte e lì si darà che hai scorde. Però è si ricorda così, bisogna ricordare un'altra forma che è la fazione che chi investe io dico per ricordare alle che pisciano risotto chi o si lo sbasse o si lo alza e allora la canna si corde. Però la canna c'è per le mani, già senti il calore dalla mano e leggermente si scorda. Dopo lì tornando a mettere da sopra questo attorno, difatti per cordare, noi non la ciappiamo in mano, ma lì in su a dare, la sciale e la benzina o la sirena, perché ciappiamo in mano, si scorda, si il calore, addirittura sono certi cani che sono nevole d'oggi, che volte che si suona, un calore di che calzone, la canna si scorda addirittura. Ma che la società, tanti strumenti, anche durante i concerti, dopo la prima parte, sono cantori, i violisti, con il calore dalla linea, si dati in metà e si scorda. Come posso fare io di una di... Faccio di una di lei? La contrattura dall'organo, così come consigli, ogni tanto tempo si fa? Beh, dipende, sono si espoesca si scorda con più facilità, si espoesca si scorda... Ma è questo, voglio dire, tanti anni? No, ogni 4-5 anni, con la dura. Però per i trombi che sono fatti dall'estate non viene a cambia. D'estate bisogna ricordarli, e non viene a cambia con... Sì, che si senti subito dopo la corrente. Ecco, allora... Queste è nel cane di lei, io devo far ricordare, queste invece si viers o si siere che portare qui. E cambia la... cambia sì. Difatti io la fa sentire, queste invece sono il contrabbasso, avete sentito. Aspetta, la trovi, lo metti su. Avete sei il fa diesis. Di solito? Ah no, scusa. Vai davanti. No, non lo metti il fa. Senti che si scorda. Cabane. Comunque io penso che vuole anche vorrei la... insomma, la prossima sapete di tutti. Ma si intende, sì, va bene. Non batte, farsi molto che non batte prima. O la viaggia la sera. La bravura di una fornatura. Parrene non è semplice, ma può fare sì, dopo parrene non è difficile. Vi capite che l'organo che vuole tirata così? Sì. E beh, ma lei ce ne tiene sulla vita, l'organo. Perché se io viaggio un po', non viaggio tutto, le pigliamo alla sonorità oppure alla c'è dei registros che lo sono forse se fa così vecchio stimp dedicato da signor Zanin a questa piccola intervista. Cosa dice che lei la pura realtà. Lei è preziosa il suo tempo e per noi è stato prezioso il suo intervento. Va bene, grazie. Grazie di cuore.
A chi assiciere che este particolare riguardo di Franz Zanin, un uomo che dal suo lavoro ha mettuto il cuore, l'anime, la passione, pandinti in queste maniere, non con le stiaccaras, ma coi fats, l'amore, pal suo lavoro e pa so chiere.